I 12 segni zodiacali. Nello scorso video, che vi è piaciuto tanto, ho parlato dei pregi e difetti di 6 segni zodiacali. In questo video parleremo degli altri 6. Ci tengo a ribadire che l'oroscopo, non so se sia una cosa a cui credere o meno, ma davvero non so voi, trovo persone dello stesso segno che hanno troppe caratteristiche in comune. Ah, e non prendetevela perché quello che dirò sarà solo frutto di mie esperienze personali. Ciao Vergine! Oh, scusa, mi stavo controllando. Sai, non vorrei avere qualcosa tra i denti e che tu me lo faccia presente davanti a 80 persone perché sei un ossessivo compulsivo. Sì, perché se c'è qualcosa fuori posto, tu devi sempre, e dico sempre, intervenire. Sembri altezzoso, ma in realtà io ti ho scoperto. Sotto sotto sei un orsacchiotto, tanto coccoloso. E anche timidone. Ciao Capricorno! Nella vita ho conosciuto pochi Capricorno come te, ma forse è meglio così perché dalla regia mi dicono che sei criticone e suocera number one, nel senso che dovete sapere sempre tutto di tutti. Mandate un curriculum per fare i prossimi opinionisti all'Isola dei Famosi, verrete sicuramente scelti. Ciao pesci! Oh, qui arriviamo al segno per eccellenza. Sei super intelligente e intuitivo. Se c'è un compito a scuola stai pur certo che verranno tutti da te a chiederti: oh, fammi copiare la verifica. Poi si vedrà se alla fine avrai voglia di far copiare. Perché sei un pigrone. Ah, e tra l'altro sei anche uno di quelli che odio perché dicono che non hanno mai studiato, però poi alla fine prendono sempre 10 e lode. Ciao Cancro. Sei così affettuoso, dolce, sexy, vuoi sempre bene a tutti. Cioè, veramente zero difetti. Poi il giorno dopo ti svegli e ti trasformi. Cioè, prendi tutti i pregi che ti ho detto 2 secondi fa e inverti tutto. Guai a parlarti perché diventi un lunatico e rabbioso peggio di Hulk. In sintesi, secondo me bisogna trovarti nella giornata giusta. Ciao Bilancia! Anzi, ciao avvocato contro l'ingiustizia. Se qualcosa va storto, stai pur certo che arrivi tu a calmare le acque e questo ti fa onore. Però quelle poche volte che litighi, non possiamo perdere 12 ore e mezza a discutere perché vuoi sentirti dire la famosa frase "hai ragione". Lo so che dopo questa frase tornerai a casa a fare sonni tranquilli, però... Ciao Acquario! Il segno più ribelle dello zodiaco. Se qualcosa va contro il tuo ideale, sei il primo a parlare. E secondo me è un pregio. Come difetto, secondo me, avete che alle volte sembrate troppo estremi e non date la capacità agli altri di capirvi all'istante. Siamo finalmente arrivati alla conclusione. Se non ho parlato del tuo segno zodiacale, sicuramente lo trovi nella prima parte. Ho tanti altri video in mente da registrare e non vedo l'ora. Quindi ricordati di iscriverti e attivare le notifiche così non ti perderai i miei video. Buonanotte!